La lettera del papà a Luca Rudatis, trovato morto in auto. Non sapevano che vivesse in auto, dicono i familiari, non hanno capito il suo disagio. Il papà scrive una lettera e la affida ai giornali. Il titolo sul Gazzettino, pagina 34, Gazzettino di Belluno, è questo: Luca morto in auto. Il dolore del papà, non l'abbiamo mai abbandonato. Il dolore per la perdita del figlio nella lettera del barone, tra virgolette, perché il papà di questo giovane morto è il barone di Alleghi, quello che si è dato questo titolo, un personaggio ad Alleghi, insomma, ci raccontava, dice, che aveva casa e lavoro, non sapevamo nulla. La salma di Luca Rudatis, il 37enne, ritrovato domenica, privo di vita in auto a Pedavena, l'articolo è di Raffaella Gabrielli, sarà sottoposta ad autopsia. L'esame medico-scientifico consentirà di accertare le cause e il momento della morte. Verrà effettuato in settimana, quando il PM di turno, Marta Tollardo, darà l'incarico al consulente, il medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro, più volte scelto dal Tribunale di Belluno. Il dolore. Comprensibilmente sconvolta dal dolore è la famiglia, che sottolinea come il giovane non sia, virgolette, mai stato abbandonato. Questo è lo scritto dei familiari. Non abbiamo compreso fino in fondo la reale situazione di disagio, perché a noi raccontava tutta un'altra vita fatta di un lavoro, di una casa e di una fidanzata. Se mai avessimo immaginato la realtà, ce lo saremmo andati a prendere immediatamente. Abbiamo sbagliato a fidarci troppo delle sue parole. Luca Rudatis, mio figlio, purtroppo è noto quanto è successo. A parlare così, tra le lacrime trattenute con difficoltà, è il papà Giuseppe Rudatis. Io e la mia ex moglie, spiega, non eravamo al corrente che ultimamente viveva in auto. A noi raccontava che andava regolarmente al lavoro, che aveva preso in affitto un appartamento e che ci viveva con una sua nuova amica. Non ci ha mai detto nulla sui suoi drammi, non aveva chiesto aiuto. L'avessimo saputo, mai l'avremmo lasciato lì da solo, sarei andato a prenderlo per portarlo a casa mia o da sua madre. Aveva il problema dell'alcol, è vero. Per contrastarlo le abbiamo provate tutte, lo abbiamo fatto accogliere in una comunità, più volte lo abbiamo anche portato in ospedale, ma ultimamente ci diceva che non beveva più, e invece oggi scopriamo che la realtà era diversa, perché è stato trovato morto in auto, sembra per un'intossicazione da alcol, ma adesso appunto gli accertamenti permetteranno di capire di più. Di certo, conclude il padre, Luca non è stato abbandonato, ci siamo fidati di quanto ci raccontava ed è andata a finire nel modo peggiore. Luca Rudatis avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 9 ottobre. Di origine agordina, negli ultimi anni ha vissuto nel Feltrino, risultava residente in comune di Borgo Valbelluna. Nel tempo ha svolto vari lavori, tra cui l'operaio in fabbrica. Il suo corpo è stato trovato privo di vita nell'auto parcheggiata a Pedavena nel primo pomeriggio di domenica, dopo che alcuni passanti, accortisi che qualcosa non andava, hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne la morte, che era già avvenuta probabilmente nelle 24 ore precedenti. All'interno dell'utilitaria, oltre a diversi beni personali che fanno immaginare che da qualche tempo vivesse nell'abitacolo, sono state rinvenute anche ingenti quantità di vuoti di birra e vino. Secondo i sanitari, il decesso potrebbe essere compatibile con grave intossicazione alcolica. Beh, insomma, sono notizie estremamente tristi, anche da qui, come sempre, un sentimento un moto di vicinanza ai familiari e alle persone che hanno conosciuto questo ragazzo. Diciamo anche che la sua vicenda tristissima possa anche insegnare a chi magari è lì per scivolare in situazioni analoghe, insegnare a provare a uscirne, a reagire e non lasciarsi andare fino a questo punto, se è vero che si è trattata di un'intossicazione alcolica consumata da solo in auto, senza che i familiari si fossero resi conto di quello che succedeva. Va bene, cominciamo così, in modo triste, questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, martedì 24 maggio. Luigi Guglielmi, che vi guida nella lettura dei principali titoli. Come sempre, questa rassegna è condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Allora, andiamo alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, da dove abbiamo tratto questa notizia. Il titolone è questo: Olimpiadi, un nuovo rinascimento. Zaia viene a Belluno per sostenere De Pellegrin.
la provincia sarà contaminata positivamente a partire dal capoluogo, contaminata dalle Olimpiadi. La promessa: le opere saranno concluse, qualcuna vedrà la luce dopo. Ci occuperemo anche del treno delle Dolomiti e della galleria. L'articolo di lancio di Federica Fanta: le Olimpiadi le facciamo, sorride il presidente della regione Luca Zaia. Tutte le attività e infrastrutture progettate e programmate saranno realizzate. Ci sono opere di contorno come la variante di Longarone e di Cortina d'Ampezzo che sono state messe in cantiere o in programmazione. Alcune vedranno la luce prima, altre dopo. Zaia ha sottolineato come l'appuntamento iridato nasca da una mia idea, ha detto Zaia. Se riusciamo a farcela diamo vita ad un nuovo rinascimento. Questo è il pensiero che stava alla base. Belluno è un capoluogo, le Olimpiadi contamineranno tutta la provincia. Allora, bene le notizie a margine venute dalla sortita a sostegno dei candidati di centrodestra da parte del presidente della regione. Vi dirò, ma è una mia opinione, che a me queste cose non piacciono, perché trovo brutto, lo stesso si può dire di ciò che sta facendo il ministro D'Incà. È un ministro che viene a sostenere i candidati di centrosinistra, anzi i candidati area PD, perché così come Zai ha detto saremo al vostro fianco a Oscar De Pellegrin e alla Fusaro di Feltre, e il ministro che va invece a incontrare quelli di sinistra, ecco, io credo che nel loro ruolo istituzionale, cioè non sono dei rappresentanti di partiti, sono il presidente di una regione e il ministro. Il presidente della regione deve parlare con tutti, deve rapportarsi con tutti, non deve dire lavoreremo bene con questi di destra o lavoreremo o l'altro andare a trovare gli altri, perché non esiste. Cioè, se hai un ruolo istituzionale lavori per tutti e con tutti. Questa è la mia idea, non so se siete d'accordo. Ripeto, fosse un segretario di partito sarebbe diverso, ma così la trovo una cosa sbagliata di principio, da destra o da sinistra che venga. Comelico, in arrivo 5 milioni per gli impianti e le caserme, pioggia di fondi sul Comelico dai fondi per i comuni di confine, oltre 5 milioni di euro, 2 serviranno a mitigare l'impatto degli impianti a Comelico Superiore, gli altri alle caserme dei Vigili del Fuoco e all'ex stazione dell'Arma a Santo Stefano. Sempre in questa prima pagina del Gazzettino c'è il lancio della lettera di cui abbiamo detto prima, del barone, tra virgolette, di Halle, che è rivolta al figlio morto Luca Rudatis. A Auronzo c'è la notizia del salvataggio di ieri di una donna sul lago. Non leggerò di più. Feltre, processo ai medici, un TAC lo avrebbe salvato. Parliamo di 3 medici dell'ospedale di Feltre che sono imputati di omicidio colposo. Che cosa è successo? È successo che secondo gli investigatori, dice il lancio, la firma di Pioli in prima pagina, i 3 medici sarebbero responsabili della morte del 74enne Giuliano Bolzan, che era avvenuta per una dissezione aortica. La tesi è che sarebbe bastato un attacco al torace per indurre i medici a intervenire con un'operazione che avrebbe probabilmente, ma lo mette tra parentesi il nostro collega, che avrebbe probabilmente salvato l'ex responsabile della delegazione ACI di Feltre. Per la difesa non sarebbe invece cambiato nulla. Vallesella, ponte riaperto ai mezzi, ma con limiti. Il ponte di Vallesella di Domegge sul lago di Centrocadore riapre anche al transito per i mezzi, ma con molte limitazioni. Da qualche giorno il ponte è percorribile solo di giorno, dalle 8 alle 20, con il divieto di transito ai veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate. La distanza minima tra i veicoli in transito deve essere di 40 metri, il limite di velocità non deve superare i 30 all'ora. La foto centrale, amici della radio, ve la descrivo. Si vede un atleta impegnatissimo nella corsa a ostacoli. Bene, l'occhiello dice atletica, il 20enne in Michigan, America, per le finali universitarie. Il titolo: Sommacal, il bellunese d'America. Si tratta di Alessio Sommacal, che sta vivendo il suo sogno americano alla grande in California per studiare e gareggiare. A inizio maggio ha stabilito il nuovo personale 14 e 15 nei 110 ostacoli, e questa settimana è in Michigan per le finali universitarie NCAA. Dunque l'articolo è a firma di Silvano Cavaletta, che salutiamo anche da qui, e ci apre così l'orizzonte, non sempre sul calcio, sugli sport che siamo più abituati a trattare, sullo sport che siamo più abituati a trattare, ma questi sport dell'atletica che sono fatica, sono impegno, e sono impegno anche il più delle volte nel silenzio, lontano dai riflettori, visto che di sicuro non sono esposti come questi atleti, come i divi del calcio. Allora,
Bocce, Belluno vuole l'impianto, traditi dalla politica, ancora in prima pagina, verso le elezioni, Olivotto, nominerò l'assessore agli animali, il PD rilancia, necessaria una città smart, e come al solito i giornali giorno per giorno cercano di mostrarci le ragioni per cui possiamo scegliere di votare l'uno o l'altro. Allora, sulla visita di Zaia, pagina 2 appunto del Gazzettino di Belluno, Zaia, opera in ritardo, i giochi sono al sicuro, il presidente della regione, realizzeremo tutte le infrastrutture progettate, incluse le varianti di Longarone e Cortina, alcuni le finiremo prima, altre dopo. Nel taglio basso parla Maurizio Busatta per la Fondazione Colleselli e il titolo che ne risulta è questo: Busatta, in Europa la politica si è dimenticata di noi. La fondazione, dice Busatta, non può farsi carico da sola, i miei tentativi non hanno trovato riscontro. Hanno contattato diversi parlamentari europei, Dorfman, Alfieri, per vedere se è possibile riequilibrare ciò che sembra una forzatura, perché dice Busatta, riferisce che tra le proposte messe sul piatto a Strasburgo una aveva come obiettivo fornire infrastrutture di alta qualità verdi sicure, garantendo la connettività anche delle zone rurali e insulari, ma non si parla di montagna, capite? Allora la montagna che tempo fa, anche proprio grazie al senatore Colleselli, aveva avuto una visibilità anche in Europa, in questa fase sembra non poter avere lo stesso tipo di attenzione dall'Europa, e questo non va bene, chiaramente. Dunque, a pagina 5 trovate l'articolo su Zaia che sponsorizza Oscar De Pellegrin e la Fusaro, di Feltre, candidata sindaca di Feltre, mentre l'altro giorno nei giorni scorsi abbiamo visto Federico D'Inca, il ministro, con il candidato sindaco di Belluno Vignato, scegliere proprio il candidato Vignato, e adesso a Feltre scegliere il candidato Zatta. Qui appunto c'è la foto anche di Zaia che abbraccia la Fusaro, l'appello di Zaia: Feltrini, la Fusaro è pronta ad ascoltarvi. Ecco, queste cose qui vi ho già detto e non insisto oltre, insomma a me convincono veramente poco. Allora, andando avanti con le pagine di questo giornale, arriviamo allo sport con l'apertura sul sogno americano di Alessio Sommacal, ventenne bellunese. Vi faccio vedere la prima pagina del Corriere delle Alpi: aiuti antispopolamento, 2 nuove aree interne. Questo è il titolo principale di apertura del giornale. Dopo Comelico e Agordino, anche Alpago Zoldo e Cadore sono candidati a ricevere i contributi. De Pellegrin, finora il mio territorio, De Pellegrin, questo è De Pellegrin Camillo, sindaco di Val di Zoldo, finora il mio territorio era stato escluso da ogni fondo, ora sotto con i progetti prosegue la lotta allo spopolamento della montagna, di residenti ma anche di servizi. La Regione Veneto ha deciso di raddoppiare le aree interne in provincia di Belluno. A quelle del Comelico e dell'Alto Agordino, che peraltro non sono ancora del tutto decollate, si aggiungeranno quelle di Alpago, Zoldo e Cadore, in tutto 21 comuni per un totale di 38.000 abitanti. Qui è dal MAS che firma questo approfondimento. Anche qui si dà conto del figlio di Giuseppe Rudatis, questo Luca Rudatis, della lettera inviata ai giornali: il papà di Luca non sapevo che vivesse in macchina. Feltre, Museo Rizzarda, il comune mette gli occhi su Casa Cumano. Altri titoli da questa prima: frana a Cansec, siamo sempre a Feltre, doppio cantiere per sistemare la via per Busche, un gruppo di mutuo aiuto per gli attacchi di panico, il PD Veneto che elabora una strategia per sbloccare l'autonomia. Io la foto centrale non ve la commento, se volete vi comprate il Corriere delle Alpi. Non avrei assolutamente fatto questa scelta, che si riferisce a un
fatto di cronaca di ieri triste, è un fatto di cronaca di quelli che vanno trattati con molta delicatezza da parte dei giornalisti per evitare effetti di emulazione o comunque di disagio. Insomma, di certo non avrei messo io la prima pagina con quel tipo di fotografia. Dunque, andando avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi, alla pagina 8 vi dicevo: autonomia, ecco la legge quadro del PD, 8 materie per uscire dallo stallo. La proposta dei Dem veneti sarà consegnata a Fico, basta con il muro contro muro, si può chiudere entro il 2023. Di Pietro in aula a Venezia, vi ricordate Di Pietro? Esiste ancora, è show, foto inconsapevole, tra l'altro con i Novax. Dunque andiamo avanti saltando le pagine della regione per arrivare alla prima di Belluno. Vi faccio vedere come apre, cioè con il discorso delle aree interne, aiuti antispopolamento, Alpago, Zoldo e Cadore diventano aree interne. La regione raddoppia le zone bellunesi che possono ricevere soldi per lo sviluppo ed è Pellegrin, sindaco di Valle di Zoldo, noi finora esclusi da ogni fondo, ora sotto con i progetti. La pagina, l'articolo deborda poi in pagina 15 dove si vede Zaia che abbraccia De Pellegrin e la Fusaro e il titolo è questo, sentite, ditemi se non è inaccettabile. Zaia lancia la campagna di De Pellegrin e Fusaro e qui già avrei dubbi, virgolettato, lavoriamo insieme, la regione è con voi. Beh, insomma, io mi auguro che la regione sia con tutti, non solo con i candidati di centrodestra. Ecco, solo questo voglio dire. Dunque, io oggi mi fermo qui mentre vi scorro ancora qualche pagina di questo giornale del Corriere delle Alpi dove siamo oggi. Io vi saluto qui, vi auguro buon martedì 24 maggio con un grosso ciao e un abbraccio da Luigi Guglielmi, ma anche da parte ovviamente dei miei colleghi dell'Amico del Popolo e di Radio Piave. Ciao a tutti, ciao!